Armonia delle diversità, recitava lo slogan di una campagna identitaria del Friuli Venezia Giulia di Iliana Memoria. Ed ecco che, anche in tema di referendum sulla giustizia, le sensibilità differenziate e i contrasti della regione emergono ancora una volta. Dal Carso al Coglio, gli opposti assoluti arrivano dai comuni del vino per eccellenza, dal 70% di preferenze per il no nella Roccaforte Rossa di Sgonico al trionfo del sì con il 76% a Dolegna del Coglio. Il territorio regionale complessivamente ha fatto registrare una prevalenza per il sì col 54,47% con 310.743 preferenze a favore della riforma. Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, le uniche 3 regioni a favore. Andando su base provinciale, a Trieste ha prevalso il no con il 53%, ma anche qui le diversità d'opinione su base geografica non mancano, da Muggia dove ha prevalso il sì con il 56%, alla sovracitata Sgonico con il no al 70%. In provincia di Gorizia il no si attesta al 51,9%, con differenziazioni anche qui notevoli su base comunale, non solo a Dolegna ma anche a Grado dove il sì si impone con un netto 60%, mentre a Monfalcone, dove il centrodestra governa da 3 mandati, ha invece prevalso il no con il 51,6%. In provincia di Udine, vittoria del sì con il 57%, a cui fa da contrappunto la prevalenza di voti contrari nel comune di Udine, 52% per il no. Nell'ampissimo territorio provinciale, in cui il disco verde ha prevalso, ci sono anche qui gli esempi opposti di Moggio Udinese e Ampezzo, dove il no ha raggiunto in entrambi i casi il 51%. L'altra provincia che ha trainato il sì a livello regionale è stata quella di Pordenone, con un dato definitivo al 57,8%. Esattamente come a Udine, però, nel comune capoluogo ha prevalso il no, qui più di misura, con il 50,4%. Vanno anche citati gli altri comuni che hanno scelto il no, come Frisanco e Andreis, che nel vasto territorio della provincia più a ovest hanno visto vincere il no con il 53 e il 52%.